Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio alle 12:30. Saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto legato all'emergenza Covid. Sappiamo che Zaia di solito interviene quando ci sono notizie decisamente importanti, quindi il fatto che oggi abbia scelto di chiudere la settimana con una conferenza stampa ufficiale in diretta dalla sede della Protezione Civile, quindi non magari da Palazzo Balbi dove si svolgono le riunioni di giunta o da altri luoghi più o meno contingenti. Insomma, qualcosa ci dà da pensare, anche perché a livello nazionale i dati salgono. Sono 18 le regioni, ce lo fa sapere l'ANSA, con incidenza maggiore a 50, e la Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Marche oltre il 10% di terapie intensive occupate, quindi zone gialle in arrivo. Questo non lo sappiamo, pare che il governo sia propenso a non attivare le cosiddette zone gialle, a non tornare indietro, però sappiamo anche che le regioni stesse hanno chiesto al governo di intervenire in modo duro ed efficace per fare un po' chiarezza, soprattutto per far capire che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni da qui a Natale con il discorso Green Pass. Allora, noi prima di andare avanti con il tema del Covid, abbiamo già la possibilità di collegarci con le nostre redazioni. Abbiamo Padova in ingresso, perché anche a Padova c'è, insomma, sappiamo, notizia, città che ci dona ogni giorno molte notizie. Mi pare però che oggi abbiamo qualche piccolo problema di natura tecnica con Skype. Peccato, perché c'era Chiara Gaiani che aveva già i dati padovani di oggi e anche due notizie di cronaca. Chiediamo al volo se riusciamo a contattare Chiara Gaiani o se andiamo avanti con i nostri servizi. Chiedo alla regia se abbiamo notizie. No, per il momento no. Per il momento no. Allora, andiamo con la cronaca. Vediamo il servizio da Vicenza sulla prima operazione del distaccamento della polizia in Campomarzio. È stato denunciato uno spacciatore. Il servizio su Campomarzio. Droga, se abbiamo problema endemico a Vicenza, quello della droga, a maggior ragione a Campomarzio, però questo nuovo distaccamento promette di poter risolvere qualche rogna. Vediamo. In trincea contro il degrado, una guerra quotidiana combattuta nella foresta urbana di Campomarzio, campo di battaglia contro l'orda dei pusher. Questo è il fortino della polizia locale di Vicenza, la rocca della legalità, il presidio della sicurezza. 16:23 da Delta, spostatevi verso Campomarzio, abbiamo del movimento. Da qui partono le incursioni del NOS, il nucleo operativo speciale contro lo spaccio di droga. Qui vengono pianificati i blitz dell'unità cinofila, da qui vengono indirizzate le pattuglie antidegrado. Viene attivata la pattuglia in borghese. Dai monitor del distaccamento di Campomarzio, collegati con gli occhi elettronici disseminati nel parco, gli agenti del NOS notano un 28enne che si avvicina a un 47enne e gli consegna qualcosa. La telecamera zooma e droga. Pochi istanti e l'acquirente viene fermato. Con sé ha una dose di 0,24 grammi di cocaina. Il pusher, intanto, cerca di allontanarsi in bicicletta, ma viene bloccato e denunciato. Il soggetto aveva quasi 500 euro addosso, ma prevalentemente quasi più di 150 euro in moneta. Questo sta a significare che praticamente questo spacciatore serve le persone tossicodipendenti che sono nell'area, che praticamente pagano con il frutto della mendicità, con le monete che ricevono. È appena andata di scena la prima operazione nella storia del nuovo distaccamento della polizia locale a Campomarzio. Le modalità operative degli spacciatori si evolvono per evitare di essere trovati con la droga addosso.
ma anche le armi delle forze dell'ordine sono sempre più sofisticate. Questa è una battaglia quotidiana in cui ogni giorno bisogna alzare il livello, fare un passo avanti nella riconquista del parco. Questa è la funzione di presidio del territorio del distaccamento. In pochi giorni quella che si compie qui a Campomarzo è una rivoluzione. Prima l'inaugurazione del distaccamento della polizia locale, poi il premio nazionale sicurezza urbana per l'istituzione del NOS, infine questa prima operazione contro lo spaccio di droga. Ma questo può e deve essere solo l'inizio. Il nucleo operativo speciale, l'unità antidegrado, l'unità cinofila, siamo pronti qui presenti per restituire a Campomarzo i cittadini. Immagini, informazioni che fanno ben sperare per il futuro di un'area che merita molto, molto di più, come quella di Campomarzo Vicenza. Adesso andiamo da Chiara Gaiani che ci aspetta da Padova con le ultime novità dalla città e dalla provincia. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, purtroppo è ancora in primo piano l'emergenza pandemia. I sanitari di Padova, come quelli del resto della regione, si stanno ovviamente preparando ad affrontare la quarta ondata. Tra l'altro ti do un dato che mi ha appena inviato la collega Valentina Visentin dall'azienda ospedaliera di Padova, dove è in corso una conferenza stampa per parlare degli effetti del Covid, del cosiddetto long Covid. Ci sono gli ottorini che stanno raccontando come per quanto riguarda il nord-est d'Italia, i pazienti che hanno conosciuto il virus, 6 pazienti su 10 presentano dei disturbi all'olfatto a 12 mesi di distanza, quindi un anno di distanza. 17 pazienti su 100 hanno ancora questi disturbi, 7% di questi a un anno di distanza è ancora completamente senza gusto e olfatto. Quindi diciamo che questa malattia è davvero tutta da conoscere e si fronteggia con delle armi che si stanno affinando man mano. Padova resta una provincia dove il numero di contagi è davvero molto alto. Ieri si sono sfiorati i 500, diciamo un terzo dei contagi del Veneto. Resta la prima provincia per numero di contagi ed è anche molto forte l'impegno da parte degli operatori sanitari, con posti occupati in terapia intensiva solo nell'azienda ospedaliera di Padova 12 persone e un impegno insomma che si sta facendo man mano più faticoso anche per gli operatori sanitari. Padova resta anche la capitale veneta della protesta, perché domani torneranno in piazza i no pass. Nel pomeriggio di oggi dovrebbero essere definite dalla questura, che è la responsabilità dell'ordine pubblico, le modalità di questa nuova protesta. Hanno annunciato un corteo acqueo rivolto soprattutto ai bambini e alle famiglie, e poi un presidio che dovrebbe essere fisso, quindi non dovrebbero muoversi per la città, in una delle piazze dove è consentito. Sappiamo che c'è una direttiva del prefetto che impedisce le manifestazioni in alcune piazze della città di Padova. Dovrebbero essere in piazza Garibaldi nel pomeriggio di domani. Chiara, noi abbiamo già della cronaca per i nostri telespettatori, vero? Sì, davvero, soprattutto la zona alta della provincia di Padova ha davvero molta cronaca. Nella notte c'è stato un incidente piuttosto rocambolesco e con conseguenze gravi in una frazione di Villafranca Padovana, ATG. È piombata letteralmente all'interno di questa abitazione di via Roma, TG di Villafranca Padovana, l'auto coinvolta nel grave incidente accaduto alle 3:30 della scorsa notte. Sul posto sono arrivati da Padova i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'auto, affidandolo poi alle cure dei sanitari del SUEM. Le sue condizioni sono gravi. Nella sua corsa fuori controllo l'auto aveva divelto anche una finestra prima di finire dentro l'abitazione. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata agli agenti della polizia stradale. Naturalmente, se avremo altre notizie di questo incidente le daremo nel corso della nostra informazione oppure nei nostri telegiornali questa sera. Però Chiara, è stato anche fermato, ci dicevate, un trasportatore con una situazione alcolemica non proprio adatta alla guida, è vero? Ecco sì, qui siamo a San Giorgio delle Perti, dove un trasportatore è arrivato con il suo camion per caricare della merce all'interno di un'azienda, e sono stati proprio gli addetti dell'azienda a chiamare gli agenti della Federazione della Polizia Locale del Campo San Pierese, che purtroppo hanno scoperto che quest'uomo rischiava quasi il coma etilico.
È apparso immediatamente alterato al momento del controllo l'autista italiano di un camion fermato dagli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo San Pierese, chiamati in via Signoria a San Giorgio delle Pertiche dal personale di un'azienda dove l'uomo, originario del Vicentino, avrebbe dovuto caricare della merce. All'interno della cabina c'era un forte odore di alcol e per questo è scattato il test che ha rilevato la presenza nel sangue di 2,99 grammi litro, scesi a 2,80 alla seconda prova, quasi 5 volte il limite consentito e alla soglia del coma etilico che si stima si raggiunga a 3,54 grammi litro. Per l'uomo, pare al primo giorno di lavoro, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la revoca della patente. Il mezzo, appartenente a una ditta di trasporti del Vicentino del tutto ignara, è stato riconsegnato ai proprietari. Allora, prima di andare in pubblicità, sappiamo che abbiamo ancora qualche dato riguardante l'emergenza Covid su Padova. Sì, ci ha appena aggiornato sempre la collega Valentina Visentin, 70 pazienti ricoverati oggi in azienda ospedaliera che è stata costretta a attivare una seconda area Covid geriatrica all'interno dell'ospedale Sant'Antonio. I dati purtroppo sono in peggioramento. Dati sono in aumento. Chiara, sappiamo che c'è anche, e poi ti lasciamo andare perché immaginiamo che abbiate una giornata decisamente importante da quelle parti, c'è anche un appuntamento istituzionale questo pomeriggio. Sì, nel pomeriggio si riunisce l'assemblea di Confindustria Veneto Centro, si terrà al Teatro Geox, è annunciata la presenza anche del Ministro dei Rapporti con il Parlamento d'Inca e del Ministro dell'Istruzione Bianchi, si farà il punto della situazione in quella che è una delle Assindustrie, delle riunioni industriali più importanti d'Italia, nonché del Veneto. All'incontro ci sarà anche il Presidente Zaia e sarà l'occasione proprio per riflettere su questo momento di forte ripresa, ma anche su tutti i problemi che creano molte incertezze. Primo fra tutti, lo sappiamo, insomma, la carenza di materie prime. Ce lo racconterà Chiara Gaiani, ce lo racconterà la nostra redazione padovana nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto Chiara, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la prima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo e alle 12:30 c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio alle 12:30. Saremo collegati, anche se siamo già collegati ora, ma quando arriverà il governatore daremo la linea in modo definitivo a Marghera, nella sede della Protezione Civile, dove Luca Zaia farà un intervento molto atteso e molto importante sul tema dell'emergenza Covid. Sappiamo che i dati sono in crescita a livello nazionale, i dati sono in crescita anche in Veneto. Si comincia a parlare sempre più spesso di ipotesi legate al ritorno delle zone gialle, di altre chiusure, di altre difficoltà e problemi da qui a Natale. Si comincia anche a parlare di revisione del Green Pass. Questo è quello che hanno chiesto le regioni, alcune regioni, poi naturalmente al governo, anche nell'ottica di una possibile differenziazione fra un Green Pass per vaccinati e non vaccinati, temi naturalmente divisivi, polarizzanti, che ci faranno compagnia per molti giorni. Intanto vediamo il servizio. Green Pass solo per vaccinati e guariti del Covid. In molti land della Germania è già una realtà il cosiddetto 2G, 2G, ovvero per vaccinati Geimpft o guariti Genesen, escludendo la possibilità di ottenere il certificato con un tampone negativo. Ciò significherebbe che i non immunizzati, fatto salvo l'accesso al posto di lavoro con il tampone, non potrebbero accedere a bar, ristoranti, teatri, eventi, palazzetti e stadi. Il governo Draghi ci sta già pensando e domani, sulla base dell'indice di contagio R-Conti, potrebbe decidere di dare forma alla misura che, non è ancora chiaro, se riguarderebbe tutto il paese o, sul modello tedesco, solo le aree a maggiore crescita di contagio. Il Friuli Venezia Giulia è a 3 ospedalizzazioni dall'ingresso in zona gialla, ma se si guarda la mappa europea sull'andamento della pandemia, pure il Veneto e la provincia di Bolzano appaiono oggi tra le zone, qui colorate di rosso, definite a maggiore rischio. La revisione sulle regole Covid e il Green Pass in particolare è definita urgentissima anche dal presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che ha chiesto e già ottenuto per voce del ministro Gelmini un incontro a brevissimo con il governo e già nell'ultima seduta aveva precisato che ho detto che se dovesse un territorio passare di zona, di colore di zona, i vaccinati avrebbero maggiore libertà e non dovrebbero sottostare a quelle regole.
cosa che invece è venuto l'altro anno per tutti perché i vaccini non c'erano. A preoccupare, oltre alle conseguenze sulla salute della quarta ondata, sono anche le ricadute che questa potrebbe avere sulla ripresa economica e sulle attività sociali a pochi giorni dall'avvio della stagione turistica invernale e delle festività natalizie. Un appello, quello della Conferenza delle Regioni, che fa il paio con le parole del Ministro della Cultura Franceschini, che ritiene giusto differenziare il Green Pass tra vaccinati e non. Vediamo al volo la situazione a Padova, record di contagi. 495 contagi in 24 ore sui 1603 totali del Veneto, solo nella provincia di Padova, che detiene il primato anche sul fronte dei casi attualmente positivi, 3.709. Sono numeri che indicano un continuo aumento, quelli registrati dal bollettino quotidiano di Azienda Zero, con il territorio uganeo che conta un terzo dei contagi. Anche sul fronte ricoveri la situazione non migliora. 17 pazienti in terapia intensiva negli ospedali padovani, 79 nei reparti ordinari. Una tendenza che fa già preoccupare per Natale. Nel 2020 era stato quello il periodo del picco. Se guardiamo quello che è successo l'anno scorso, potrebbe, magari non con quella intensità, eravamo arrivati anche a 1000 positivi l'anno scorso a dicembre, intorno a Natale, che poi c'è stato il lockdown rosso, non so se ve lo ricordate, che è stato chiuso tutto. Però dobbiamo anche essere consapevoli che dobbiamo guardare quello che è successo, perché non possiamo dire no, quello che è successo ci deve indurre nel studiare, nell'essere prudenti. Un virus cambiato rispetto a quello del Natale 2020, più infettante, spiega la dottoressa Gottardello. Perché abbiamo la variante Delta che è più infettante, non è più pericolosa, nel senso che abbiamo visto che tutto sommato non è più pericolosa, però è più infettante. Cosa vuol dire più infettante? Che si diffonde di più tra le persone e quindi questo ti può dare più casi. Le armi in nostro possesso sono i vaccini, continuano gli esperti, e le buone pratiche che conosciamo, in primis l'uso della mascherina. Non mi stanco mai di dire che il terzo elemento è in mano ai cittadini. Cioè noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma il terzo elemento è in mano ai cittadini. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, alle 12:30 inizia anche la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochissimo daremo la linea a Marghera nella sede della Protezione Civile, ci sono già i nostri operatori, i nostri giornalisti, tutti i microfoni sono pronti, vedete dal numero di microfoni presenti davanti alla postazione su cui siederà fra poco Luca Zaia, si capisce che la giornata porterà notizie decisamente importanti, quindi non appena arriverà il governatore noi andremo con la diretta a Venezia, anche perché la faccenda comincia a farsi un po' complicata. Per esempio Col Diretti ci fa sapere che a livello nazionale ovviamente per Natale l'avanzare dei contagi e il possibile cambio di colore, si spera di non arrivare a questo, ma visti i dati è plausibile pensare che alcune regioni passeranno in zona gialla da qui alle feste di fine anno. Sono a rischio addirittura 5 miliardi di spese ai ristoranti e agriturismi per pranzi e cene delle festività di fine anno, e l'allarme lanciato appunto dall'associazione di categoria, il Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, quindi tutti in pressing sul governo per cercare di trovare una soluzione che in questo momento all'estero stanno portando avanti in modo molto forte. Ad esempio si parla di un nuovo lockdown generalizzato in Austria a partire dalla settimana prossima e addirittura di un obbligo vaccinale per tutti. Naturalmente sono solo ipotesi che ci arrivano poi di rimbalzo, però vuol dire che in giro per l'Europa c'è chi è molto preoccupato, c'è chi è messo peggio ovviamente di come siamo in questo momento messi in Italia, in Veneto. Altro tema fondamentale per il futuro della montagna veneta è quello dello sci. Non si sa che cosa succederà, sembrava si potesse aprire in tutta tranquillità con il Green Pass o comunque con i tamponi, con situazioni legate alle difficoltà del momento. Se dovessero
dovessero cambiare colore le regioni non è detto che la stagione sciistica possa partire. Ci sono molti dubbi, c'è ovviamente grande speranza, ma ci sono anche tanti e forti dubbi. Questo per molti rappresenta la fine del turismo in montagna, perché 2 anni di fila con lo sci fermo al palo, con quei pochi che hanno potuto l'anno scorso come gruppi organizzati, associazioni sportive, allenamenti di atleti, insomma non hanno sicuramente consentito di portare a casa il guadagno di una stagione normale per gli impiantisti, per tutto l'indotto, per tutti quelli che lavorano in questo settore, turismo compreso, quindi si va dagli affittacamere fino agli alberghi, passando per tutto il resto. Sono temi che vedremo nei prossimi giorni. Adesso, prima di andare a vedere il governatore Luca Zaia, vediamo i dati, gli ultimi disponibili. Questi che vedete ovviamente non sono quelli di questa mattina, li darà come sempre Luca Zaia al suo arrivo in conferenza stampa, però ci fanno capire che strada stiamo prendendo. Questi riguardano le scorse 24 ore, dove erano state riscontrate 1603 positività, nuove positività, che portavano il numero complessivo a 18.628. È comprensibile, vedendo questi numeri, comprendere quella che è la preoccupazione delle autorità, perché eravamo a 9.000 solo qualche giorno, qualche settimana fa, e adesso avere ogni giorno è un numero che sale, prima 1.000, 1.200, 1.400, adesso siamo a 1.600. E per questo è importante vedere questi dati prima che poi Zaia li fornisca in conferenza stampa, per capire qual è la differenza con il dato precedente. Siamo a 496.000 veneti che sono risultati positivi al Covid dall'inizio dell'emergenza, e siamo a 11.892 persone che hanno perso la vita a causa del Covid, sempre dall'inizio di questa tragedia. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella importantissima, perché ci dice la situazione degli ospedali in Veneto. Allora, a ieri erano 351 le persone ricoverate in area non critica, di cui 306 ancora positivi, 45 che si erano negativizzati. Sono 62 le persone ricoverate, ultimo dato disponibile, in terapia intensiva, di cui 55 ancora positive e 7 negativizzate. Potete vedere che abbiamo più di 360 persone, avevamo 360 persone positive negli ospedali del Veneto. È un numero che in questo momento non è preoccupante, ma il trend, quello sì, preoccupa, soprattutto sul medio periodo, perché la tendenza è quella a rialzo, non ancora, si spera non diventi mai esponenziale, però avere in questo momento 420-430 persone ricoverate, vedete la sommatoria di questi due dati, insomma comunque dà da pensare. Vediamo le differenze rispetto al giorno precedente. C'erano stati 3 ricoveri in più, ovvero un bilancio positivo di 3 unità in area non critica, un bilancio positivo di 1 unità in terapia intensiva, purtroppo anche 3 decessi. Torniamo in studio sempre con un occhio rivolto alla sede della Protezione Civile di Marghera, dove Luca Zaia non è ancora arrivato, pronti a dare la linea al governatore. Vediamo anche questi altri dati, sono quelli delle vaccinazioni, perché la campagna vaccinale, pur rapida, soffre di ormai da settimane di un'impossibilità quasi totale di andare a fare le prime dosi. Vedete che le prime dosi di questa particolare tabella, che dovrebbe riguardare comunque non questa mattina ma qualche ora fa, sono 1237 su 17.000 dosi somministrate, quindi ormai il volume massimo che si poteva raggiungere è raggiunto. C'è una parte di veneti che non possono o non vogliono essere vaccinati, e i cicli completati sono 3.826, le dosi addizionali, il cosiddetto booster, è a 12.148. Il Veneto ha somministrato il 92,7% delle dosi a disposizione. Sappiamo però che sono stati aperti in tutte le ULSS nuovi slot, perché adesso ormai c'è la possibilità della terza dose per moltissime fasce della popolazione, e basta andare nei siti delle varie ULSS e cercare la propria disponibilità. È una cosa abbastanza rapida. Vediamo le percentuali. Queste percentuali riguardano la popolazione totale, quindi non i vaccinabili, ma
tutto il numero dei veneti, infatti sono 76,5% dei veneti che hanno la prima dose, 74,6% che hanno la seconda dose, 76, ovvero 3 milioni e 7 quelli che hanno la prima dose, che si sono prenotati per la seconda. Sono già 236.906 i veneti che hanno avuto la terza dose, l'addizionale, il cosiddetto booster, ovvero il 4,9% della popolazione. In realtà vedete che le percentuali di cui si parla per l'immunità di gregge per quanto concerne i veneti vaccinabili, ovvero gli over 12, sono queste, sono ben più alte, le vediamo assieme. Sono l'84,9% che hanno la prima dose, l'82,8% completamente coperto con la seconda dose, 85% dei veneti vaccinabili che hanno o la prima dose o la prenotazione per la seconda, e il 5,4% sempre dei veneti vaccinabili che ha la terza dose, il cosiddetto booster. Scendiamo ancora in questa tabella, sempre in attesa di vedere se sta arrivando il governatore Luca Zaia. Vediamo il grafico. Il grafico ci conferma che è calato notevolmente ormai da settimane. Vedete questi dati ci dicono che in pratica da fine settembre non c'è più una crescita, c'è magari qualche inoculazione settimanale in più, ma si è fermata l'onda, si è fermato anche al ribasso, però per arrivare alla copertura c'è ancora un po' di strada da fare. Questi erano i dati delle vaccinazioni, li abbiamo visti come sempre assieme a quelli che riguardano il Covid, l'emergenza, per capire dove stiamo andando. La tendenza è quella a un rialzo, se non importante, però preoccupante sul lungo e sul medio termine. Si parla sempre più spesso, l'abbiamo detto, sarà una delle domande che i giornalisti porranno poi al governatore Luca Zaia, si parla sempre più spesso di un ingresso in zona gialla per alcune regioni d'Italia. Pare che il governo non sia molto propenso. Si parla anche di differenti gestioni per quanto riguarda il Green Pass, come stanno facendo altri stati europei, quindi Green Pass da guariti, Green Pass da vaccinati, Green Pass da tampone. In tutto questo quelli che sono le associazioni di categoria, il comparto economico sta soffrendo moltissimo e soffre ancora di più nella prospettiva di passare l'ennesimo Natale di difficoltà. Turismo, sci, l'abbiamo appena detto, con tutta la montagna veneta in grande apprensione per notizie sull'apertura o meno degli impianti. C'è già la possibilità di fare lo ski pass stagionale in molte zone. Resterà da vedere poi se gli impianti saranno aperti. Tutto è pronto per gli impiantisti anche sotto il profilo della sicurezza, quindi della possibilità di sciare in piena sicurezza, ma le decisioni su questo tema naturalmente vengono prese a qualche chilometro dalle piste da sci, vengono prese di solito a Roma e tutto può succedere. Allora, in attesa di Zaia, chiediamo ai nostri colleghi se abbiamo novità ancora. No, non ci sono novità, sono le 12:36, il governatore avrebbe dovuto essere già qui, ma noi vediamo chiediamo ai nostri colleghi sul posto giusto per capire se lanciare qualche servizio o addirittura rallentare un attimo con il flusso delle notizie. Allora, Zaia non è ancora arrivato. Noi in attesa di poter parlare con il governatore, vediamo se sono arrivate altre notizie di agenzia. Allora, c'è il cosiddetto box dell'ANSA che fornisce informazioni su temi, su macro argomenti. Allora, finché non arriva Zaia lo vediamo assieme. Salgono a 18 questa settimana contro le 17 della settimana scorsa le regioni e le province autonome che registrano un'incidenza di casi di Covid-19 superiore alla soglia di allerta di 50 per 100.000 abitanti. Quindi già qui vediamo che aria tira sull'Italia. Soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire a eseguire il tracciamento dei casi. La provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia registrano i valori massimi di incidenza. Il valore
stiamo parlando di Bolzano e Friuli Venezia Giulia, tra l'altro confinanti con il Veneto, quindi un Veneto che ha alle sue frontiere, passateci il termine, questi dati, è pari a 406 per 100.000 abitanti a Bolzano e 289 in Friuli. Ma è arrivato Zaia, ne parliamo col governatore. Maratonetti. Io direi, guardate, il bollettino non ce l'abbiamo aggiornato, c'è un problema software, però comunque voglio andare a quello di ieri in modo tale che partiamo dal ragionamento di base. I tamponi molecolari erano 7.341.613 e i tamponi rapidi 10.136.730, un totale praticamente di 17 milioni e mezzo di tamponi. I positivi negli ultime 24 ore sono stati 1.603, con un'incidenza del 1,88% su 85.207 tamponi. Totale dei positivi ci avviamo verso i 500.000 positivi dal 21 febbraio 2020. Positivi ad oggi, oggi proprio saranno forse 20.000, sono 18.628. Ecco qui i dati più interessanti. Ricoverati totali per Covid 413 più 2, parliamo sempre di ieri mattina. Area non critica 3,51 più 2 e invece in terapia intensiva 62. Terapia intensiva non Covid 3,48. Totale di decessi siamo verso gli 11.892. Dimessi 23.945. Perdonate per il fatto che il bollettino non è aggiornato al momento, ma non ce l'abbiamo, nel senso che c'è proprio un problema informatico. Spero che non sia di hackeraggio, ma comunque è un problema, ma immagino anche di nodi di hackeraggio, perché siamo riusciti a fare un sacco di altro lavoro. Allora, ragionamenti che facciamo: abbiamo 400, come avete visto, oltre 400 pazienti in ospedale. Questa mattina abbiamo fatto una lunga riunione con tutti i direttori generali. Allora, le sensazioni che emergono sono queste, 2 punti. La prima, la gestione dell'attuale livello di ricoveri è una gestione assolutamente di gestibilità, affrontabile, anche perché abbiamo, come avete visto, 62 persone in terapia intensiva, se non ricordo male il dato, insomma una sessantina di persone in terapia intensiva e un totale di 400 persone ricoverate. Allora, rispetto al Covid, la prima considerazione che facciamo, lunedì poi presenteremo un po' di curve e di analisi fatte in relazione ai contagiati che abbiamo sempre avuto fin dal febbraio 2020, quindi avrete modo lunedì di vedere il confronto tra il numero di contagiati quotidiano e il livello di ricoveri. Già diciamo che è innegabile che il tema del fatto di avere oltre l'85% di vaccinati ci permette di avere un impatto ospedaliero sicuramente più contenuto. Ad oggi è così, quindi sempre a quelli che sono i leoni da tastiera, se prendete i video da questa conferenza stampa, ricordatevi sempre che ad oggi è così, perché ogni giorno ha la sua pena. A questo, nella situazione sanitaria del Veneto, si aggiunge un altro fenomeno che l'anno scorso non c'era, ovvero che abbiamo gli ospedali presi d'assalto da tutta una serie di patologie respiratorie che quest'anno pesano. Quindi abbiamo tanti ricoveri per la sinciziale da un lato, per comunque influenze, malattie respiratorie che prevedono trattamenti ospedalieri, che avevamo, diciamo, di gran lunga
è ridotto nell'invernata 2020-2021. Vi ricordate l'anno scorso si diceva che fine ha fatto l'influenza? Quest'anno c'è. Quindi quest'anno c'è la congiuntura astrale peggiore che potevamo avere. Se da un lato al momento, ad oggi, l'impatto Covid è gestibile, dall'altro abbiamo il picco dell'influenza che si fa sentire, abbiamo una campagna di tamponi che dobbiamo fare in maniera importante, avete visto 85.000, 90.000, 100.000 al giorno. Terzo aspetto, la campagna vaccinale. Allora, noi abbiamo, una preoccupazione, nel senso che se andiamo a vedere, scusate mi sono segnato un po' di numeri, ve li volevo dire, oggi, se guardiamo il bollettino di oggi, questo sì di oggi, ci dice che abbiamo fatto 15.617 vaccinazioni nelle ultime 24 ore, delle quali, due dati importanti, 10.788 booster, cioè terze dosi, e solo 1.152 prime dosi. Allora, della popolazione veneta, noi siamo circa 4.800.000 e quello e resti, abbiamo 650.000 persone sotto i 12 anni che non sono vaccinabili. 650.000 persone sotto i 12 anni non vaccinabili al momento. Cioè non esiste nessun piano di vaccinazione, non c'è nessuna autorizzazione EMA o AIFA. Poi però ci sono 656.000 persone over 12 che non hanno nessun impedimento a vaccinarsi. Cioè vuol dire che sono quella parte di persone che hanno deciso in un regime di volontarietà di non vaccinarsi. Anche qui rispondo, non è che qua qualcuno, siccome sento discorsi che non mi piacciono, cioè si fa l'occhiolino ai vaccinati, non vaccinati, noi facciamo l'occhiolino a nessuno, diciamo i dati, punto e basta. Oggi in Veneto ci sono 656.000 persone che hanno deciso di non vaccinarsi. In un regime di volontarietà hanno fatto una scelta che gli viene concessa dall'attuale piano di sanità pubblica. Prego. Scusi Presidente, compresi coloro che non possono? No, ho detto che hanno deciso... No, dicevo, ci sono anche degli adulti. Sì, quindi... ma ho detto infatti che hanno deciso di non vaccinarsi. Quindi extra, esatto, 6,50 sono sotto i 12 anni. Sotto i 12 anni. 656.000 sono sopra i 12 anni e hanno deciso di non vaccinarsi. Non contiamo quelli che sono gli esenti, che sono coloro che hanno, e quindi 656.000 in via teorica possono vaccinarsi in qualsiasi momento, se decidono, se vogliono. Qual è lo stato dell'arte delle nostre vaccinazioni? Anche qui è presto detto. Siamo arrivati intanto a una media regionale dell'85,1. Sì, facciamolo elaborare da Francesco. Se fate i cartelli col bollettino nuovo, per favore. Grazie. Quindi mandiamolo. L'avete già mandato? No. Bisogna mandarglielo a Francesco. Sì, se vuole. Sì, mandiamolo. È arrivato il bollettino, quindi prima della fine faremo doppio bollettino oggi. Però il primo ci serviva per un ragionamento. Allora, 85,1 media regionale. Allora, primi dati. Sopra gli 80 anni 90, scusate, forse questo è un dato, scusate un attimo perché, no, eccolo qua. Sopra i 90 anni, gli 80 anni, scusate, calcoliamo un 100%, insomma sono 99,9, cioè. Dai 70 ai 79 anni 93%. (93,1 per l'esattezza). Dai 60 ai 69 anni 89,9. 50-59 anni 85,5%. 40-49 anni 79,7%,
30-39 anni 79,4, 20-29 anni 83,8, 12-19 anni 70,9. Quindi la vaccinazione sta procedendo. È altrettanto vero che un po' caratterizza i nostri territori, quello del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, in particolar modo dell'Alto Adige, quindi la provincia autonoma di Bolzano, e anche il bacino che poi si estende verso la Slovenia, dove comunque c'è uno zoccolo duro più importante di persone che non si vogliono vaccinare. Considerate che abbiamo regioni che arrivano anche al 90-91%, noi, per carità, è una goccia di migliaio al giorno, comunque si cresce pian piano, ancora siamo distanti 4 punti, 5 punti da performance migliori. Questo significa comunque una ricaduta anche nelle curve che è diversa. Però al di là di questo, noi oggi vogliamo lanciare la terza dose. Allora, qualcuno si sarà già accorto che il sistema funziona per la terza dose e quindi noi possiamo dire tranquillamente che l'abbiamo fatto per primi, solo che abbiamo voluto evitare a livello nazionale, abbiamo voluto evitare, e le prove ce le abbiamo perché più di qualcuno di voi si è prenotato in questi giorni, abbiamo voluto evitare di lanciarlo, di mandare in crash il sistema finché non avessimo avuto la possibilità di collaudarlo. Allora, voi sapete che sopra i 40 anni si può fare la terza dose. Con la scelta di ieri, delle ultime ore, i quarantenni non vanno più dal 1° di dicembre, ma dal lunedì. Cioè, un quarantenne che può prenotarsi dal lunedì, o meglio può farsi la terza dose dal lunedì, avendo avuto i 6 mesi. No, ho fatto confusione, ma non è confusione, perché c'è questa fascia dei 40-50 anni, c'è questa fascia 40-50 anni che sarà operativa da lunedì anche nella prenotazione. Però oggi cosa diciamo? Diciamo che già da questo momento in cui vi parlo, i cittadini del Veneto che ammontano al 31 dicembre, i cittadini che hanno maturato i 6 mesi, quindi possono vaccinarsi, sono 1.647.050. Cioè al 31 dicembre abbiamo un contingente di 1.647.050 cittadini veneti che hanno maturato i loro 6 mesi della seconda dose. Di questi 231.551 hanno già avuto la terza dose, 210.894 si sono prenotati, per un totale quindi di già terza dose più prenotati, per un totale di 442.445. Cioè in questo momento 442.445 veneti o hanno avuto la terza dose o si sono prenotati, per un totale del 27% degli aventi titolo, di quei 1.647.000, quelli fino al 31 dicembre. Ovvio che noi entriamo nel vivo a dicembre con le vaccinazioni, perché si maturano un sacco di terze dosi ai 6 mesi. Allora, come funzionerà il sistema? Che da questo istante le categorie aventi titolo, cioè dei 40 anni in su, in realtà dai 40 ai 50 anni dal lunedì, dopo se il sistema riusciamo a sbloccarlo prima meglio, però comunque da questo momento si prenota dai 50 anni in su e lunedì dai 40 anni in su, quindi si prenota la terza dose, si entra nel portale, il portale chiede tessera sanitaria, si scrive, scusatemi, codice fiscale, poi chiede le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, a quel punto compare l'agenda già dalla prima data disponibile rispetto alla tua seconda vaccinazione. Quindi il sistema è intelligente e ti spara già, ti catapulta, io mi sono prenotato e ti catapulta direttamente alla prima data utile dopo aver maturato, cioè ai 6 mesi
esatti ti dà la prima data utile. Stiamo caricando molti posti in agenda nella speranza che i cittadini capiscano, dopo la dottoressa Russo aggiornerà anche su questo, che l'effetto della terza dose è l'effetto che ci mette in sicurezza. Considerate che adesso abbiamo avviato anche un sistema di SMS per tutti gli aventi titolo, cioè coloro che hanno le 2 dosi e che potrebbero in via teorica farsi la terza dose. Un sistema di SMS, ne inviamo 500 ogni minuto, quindi alla volta del lunedì contiamo di aver fatto quantomeno tutta la platea avente titolo fino al 31 dicembre, invitando i cittadini a prenotarsi per la terza dose. Quindi verranno inviati 1.647.050 messaggi, anzi un po' di meno perché poi 442.000 sono già a posto, ma verranno mandati anche quelli probabilmente, immagino, anzi no, però insomma manderemo i messaggi a tutti coloro che entro il 31 dicembre potrebbero in via teorica farsi la terza dose. Sono 500 SMS ogni minuto, quindi fate il conto, allora i nostri hanno fatto un conto che a lunedì dovremmo aver concluso la spedizione di questo 1.600.000 messaggi. Allora avete visto che c'è dibattito in corso rispetto alla durata del Green Pass. La durata del Green Pass è una durata che oggi è di 1 anno, 12 mesi, non è escluso che venga ridotta dal governo. Queste sono notizie diciamo di corridoio che comunque si cominciano a leggere sui giornali, a 9 mesi. A dire la verità io avevo sentito parlare anche di 6 mesi, però probabilmente i 6 mesi mandavano in tilt il sistema, perché vuol dire che tutti coloro che hanno fatto la seconda dose da 6 mesi o hanno la terza dose non hanno più il Green Pass. Quindi immagino che i 9 mesi siano un tema affrontabile. Ricordo, ma poi chiedo veramente alla dottoressa Russo che parli un po' anche della vicenda della terza dose, per far capire quale sarebbe l'entità anche dell'operazione che si andrà a fare. Noi siamo attrezzati per farle non solo nei centri vaccinali, vi ricordo abbiamo 1.600 persone schierate su 60 centri vaccinali, ma se servirà ci siamo accordati anche di fare drive-in, visto e considerato che il periodo è freddo, quindi io sono convinto che volendo si potrebbe fare in piazzali col drive-in, avendo magari un'area a parcheggio di osservazione, dove tu hai anche modo, pensate alle persone anziane, di non farle scendere al freddo, si abbassa il finestrino, il drive-in vuol dire in auto, il paziente resta seduto in auto, viene inoculato e va a parcheggiare, e dopodiché dopo la famosa canonica 15 minuti o mezz'ora di osservazione se ne torna a casa. È uno sforzo immane, perché comunque lo facciamo in una situazione non semplice dal punto di vista di disponibilità delle risorse umane, in relazione anche al fatto che vi ricordo che le persone comunque sospese non sono poche per non aver fatto la vaccinazione diciamo obbligatoria nel mondo della sanità, e sarà probabilissimo che venga introdotto, l'avete già letto in qualche giornale, in qualche agenzia, introdotto anche per la terza dose l'obbligatorietà vaccinale per i sanitari. Vi chiedo di darci una mano, come avete fatto sempre, vi ringrazio, a pubblicizzare il fatto, lo ripeto, che da oggi ci si può prenotare sul portale, non serve avere maturato, scusatemi, i 6 mesi della seconda dose, ma chiunque per la fascia di età dei 40 anni in su in questo momento può prenotarsi la sua vaccinazione. Non serve che chi entra nel portale faccia i conti, perché li fa direttamente al portale col codice fiscale e la tessera sanitaria. Non so se qualcuno di voi magari c'è già entrato, ha già prenotato, vedo alcuni che dicono di sì. Noi l'abbiamo tenuto un po' riservato, però mi sono accorto che abbiamo avuto un sacco di prenotazioni, per cui vedo che c'è interesse e attenzione rispetto a questo. Anche qui siamo stati i primi a fare tutto questo processo informatico, però abbiamo voluto ritardare 3 giorni nella presentazione. Penso che siano stati utili anche perché nel frattempo abbiamo avuto i quarantenni che sono stati anticipati al 22 novembre, avendo maturato i 6 mesi e non più il 1° dicembre.
non escludo che da qui ai prossimi giorni possa anche esserci ulteriore definizione rispetto agli over 12, cioè al fatto che tutti possano accedere alla terza dose, ma questo ce lo deve dire la comunità scientifica, ad oggi dai 40 anni in su. Domande, poi passo la parola alla dottoressa Russo. Allora, Filippo Tosato, un po' tutti, Tosato, Giacomuzzo, Bonet e Federiva. Prego, Tosato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dunque, ieri c'è stata la conferenza delle regioni, no? Insomma, indiscrezioni, voci, rumors. Il tema è un pochino quello dell'eventuale assunzione di provvedimenti, di divieti, di restrizione limitati alle persone non vaccinate. Allora, su questo forse ci vorrebbe una parola di chiarezza. Intanto comprendere se sono allo studio restrizioni riservate ai non vaccinati oppure se in caso di cambio di colore, quindi di cambio di fascia di rischio, si assiste a un esonero dai divieti delle persone vaccinate. Sembra un gioco di parole, ma non è esattamente la stessa cosa, vero? Ecco. Capire intanto questo, che possibilità ci sono e che... Ecco, poi ho due cose, due segnalazioni di servizio che arrivano dai lettori che però mi sembrano giustificate. Una ve l'avevo già rivolta in verità al punto stampa di Verona, ovvero è stato accennato a una lista di farmaci che non sono compatibili con il vaccino, mi pare, o la cui assunzione è sconsigliata con il vaccino. Ecco, vedo che la dottoressa adesso. Se lo segni il dottore. Ecco, perché continuano a chiedere quali sono, avere questa lista e se ci sono anche farmaci sconsigliati per chi deve fare l'antinfluenzale. Questo è un punto. L'altra cosa più circostanziata, continuano a scrivere persone da Montebelluna dicendo che 3 medici di famiglia vanno in pensione e non vengono sostituiti. Ma non solo da Montebelluna. Non solo, io dico questo perché i lettori. E agli anziani dicono andate a farvi fare le visite in ospedale, ma questi dicono anche no in ospedale. Ma infatti sono prese ormai mi rendo conto che è un problema. Sono prese d'assalto anche le farmacie che comunque in alcuni contesti vengono interpellate, ma non è neanche colpa dei medici, non ce ne sono, però dopo ve ne parla l'assessore. Allora, ieri si è tenuta l'assemblea, la conferenza delle regioni. Allora, io vi dico nel mio intervento, peraltro ho parlato per primo dopo l'apertura, io ho chiesto che sia ritengo fondamentale che si torni a riaprire il tavolo in maniera, noi abbiamo sempre avuto contatti, io ho incontrato anche ieri il ministro Speranza personalmente, però dico un tavolo nel quale si faccia un punto della situazione, del famoso punto nave rispetto al Covid in maniera più frequente, visto che è considerato che rientriamo nella fascia, nella fase acuta. Quindi ho chiesto io formalmente all'Assemblea che ci sia la possibilità di incontrare il ministro Speranza, cosa che ho chiesto anche al ministro, il quale non si è negato, che sia chiaro, non stiamo parlando di latitanza di qualcuno, stiamo parlando solo di organizzare, per confrontarci sul da farsi da qui al futuro. Prima roba. Seconda roba, non si è parlato del modello Austria. Anche qui non è che c'è chi è più buono e più cattivo. Io cerco sempre di fare l'amministrazione del possibile, no? Perché se vai in giro qualcuno può anche dirti qualche parola, ma non può dirti che hai raccontato una roba per un'altra. Allora, a mio avviso, stante oggi il modello costituzionale che abbiamo noi e il paese che siamo, pensare di fare il lockdown per i vaccinati non si riesce. Comunque, a prescindere da questo, se qualcuno lo vuole fare in autonomia può tentare di farlo, cioè non è, se c'è qualcuno di convinto che si possa fare, lo può fare. Io penso, immagino, ma per un fatto proprio pratico, che sia un'avventura che poi non si concretizza. Vedo che di dibattiti ce ne sono tanti, però al di là dei dibattiti, se qualcuno è convinto di farlo, lo può fare. Vi è chiaro questo? Perché mi guardi così?
No, perché parlava di avventura, stavo cercando di capire in che senso... In che senso l'avventura? Ha parlato lei di avventura, che sarà difficile. Microfono, per favore. No, ho detto difficile avventura perché sapendo i limiti costituzionali che abbiamo in questo paese non è che puoi pensare che sia tutta in discesa una soluzione del genere, fermo restando che l'Austria ha anche un altro problema, l'accesso alla vaccinazione che non è ai nostri livelli. Ma non sto neanche qui a difendere una posizione o l'altra, dico, sentite, io non ho tempo da perdere, guardate in faccia la realtà, ve la faccio ancora più sintetica, sta roba qua secondo me non è praticabile da un punto di vista giuridico, se qualcuno è convinto che sì, lo fa e le prova, appunto. Andiamo invece alla roba concreta, il ragionamento è stato un altro, tanto è vero che noi abbiamo parlato del modello austriaco ieri, il ragionamento è stato un altro, evitare di chiudere e fare lockdown. Non ci sono tante vie di uscita. Allora, siccome noi oggi abbiamo, finché non verrà modificato o si deciderà di stravolgere il nostro modello, che comunque è stato vincente, fino a prova contraria siamo quelli, no, perché qua parla a tutti, no? Parla a tutti. Però insomma, qualche sassolino vorrei anche togliermi le scarpe. Ve le ricordate? Tutti sti tromboni che ci spiegavano quanto bravi erano i tedeschi nella prima fase. Ve le ricordate tutti, no? La Germania ha fatto scelte sanitarie in passato che l'Italia non ha fatto. Beh, qual è il risultato? Che la Germania penso sia fatta 4-5 riprese di lockdown, l'Inghilterra idem, l'Inghilterra che all'inizio partiva con l'idea dell'immunità di gregge, tutti liberi, dopo si è fatta alla fine forse 5 mesi di lockdown in totale, forse anche di più. Ecco, allora noi cosa diciamo? Diciamo che il nostro modello dei colori e delle scelte in base ai colori comunque ci ha permesso di accompagnare il percorso evitando il lockdown, tranne quello fatto dall'8 di marzo all'8 di maggio del 2020. E tale è stato, no? Ne abbiamo avuto delle zone rosse, abbiamo avuto dei periodi di zona arancione, però lockdown totali dove comunque chiudevi tutte le attività non ci sono stati. Allora, questo modello prevede un primo passaggio in zona gialla. La zona gialla cosa prevede? Uso della mascherina all'aperto in tutte le zone all'aperto, che a me non sembra, al di là del fatto che avevamo anche i no mask, perché vi ricordo che addirittura c'è stata anche la protesta per non portare le mascherine, molti di quali adesso protestano per non avere per il Green Pass e per il vaccino, liberi di farlo, ma io mi rendo conto che si è protestato anche per mettersi la mascherina. Vabbè. 50% teatri e cinema, trasporti, 4 persone al tavolo del ristorante, vi dico quelle più macroscopiche. Da qui in su poi inizia tutta una serie di restrizioni, poi magari la dottoressa Russo ve le spiegherà dopo, che sono più aggressive, perché se passi all'arancione non vai più fuori dai confini comunali, cominci a chiudere i ristoranti per arrivare alla rossa che esci di casa solo per andare a lavorare. Ve la traduco in maniera molto veloce. Qui è possibile che si valuti la differenziazione, ma questo spetterà all'Assemblea, dal confronto col Ministro, quindi io non anticipo niente, che ci sia una differenziazione di misure, della ricaduta di queste misure in base allo stato vaccinale del cittadino. Ma ad oggi non c'è deciso nulla. Io vi dico quali sono stati i ragionamenti che avete letto anche sui giornali oggi, che molti hanno anticipato, ma ad oggi non c'è nessuna decisione. Faremo un incontro col Ministro, cercheremo di capire qual è la soluzione che si potrà applicare nell'interesse appunto della salute dei cittadini. Dopodiché guardate, io sono bersagliato da gente che mi continua a scrivere che è un'influenza, che siamo tutti al soldo delle multinazionali, che siamo tutti della massoneria, che siamo tutti criminali, che la dittatura e tutte queste storie qua. Io so che vivo con l'ansia da 20 mesi a guardare le curve di ricoveri e finitela di venirci a dire che si curano tutti a casa, perché per carità a casa si deve curare la stragrande maggioranza dei cittadini, ma chi cura a casa i pazienti sono i medici, chi li invia in ospedale sono i medici, non è che qua c'è una strategia. Ecco, noi se prendiamo atto dei numeri che vediamo non è che decidiamo noi che farmaci utilizzare, i medici possono utilizzare tutti i farmaci che vogliono.
in scienza e coscienza i farmaci autorizzati li possono usare tutti. Di certo non possono usare il veleno del rospo o il sangue delle serpenti o altre robe, ma i farmaci autorizzati, l'idrossiclorochina, l'ivermectina, tutto quello che c'è nel panorama, uno può decidere off label, li utilizza anche se invece di curare la tosse servono a curare le piaghe o altre robe, ma se hanno un effetto indiretto anche sui bronchi, sui polmoni, lo fanno, ma lo fanno legalmente fra l'altro, quindi non c'è nessuna attività eroica, forse la scelta è un fatto di scelta perché poi i farmaci sono autorizzati sul mercato. Questo è, Filippo, quello che posso dire, quindi per correttezza vi dico che oggi non si è deciso proprio nulla. Si andrà a discutere e vedremo quale sarà la soluzione. Sicuramente la soluzione sarà nazionale, applicata ai colori delle zone. Tutto qua. Però l'obiettivo è quello di non andare al lockdown. Prego, chi è che parla? Se Tosato ha finito, tocca a Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, ancora Presidente, mi può spiegare cosa ne pensa lei di questo, cioè questa differenziazione tra che è in vista tra vaccinati e non vaccinati? È d'accordo? La vede fattibile? Ma guarda, noi ieri ne abbiamo parlato, Cristina, cioè ne abbiamo parlato, dobbiamo confrontarci anche col Ministro, questo è poco ma sicuro. Di certo è che andare a dire a un ristoratore che chiuderà il ristorante in zona arancione, giustamente questo deve, ma perché? Allora, il grande spartiacque è se ci fosse un'infezione che cresce ancora di più, è un'infezione causata dal fatto che i medici hanno sbagliato a curare i pazienti, che non è vero, oppure dal fatto che comunque, come sostiene il mondo scientifico, un nucleo di 650.000 persone non vaccinate comunque è un nucleo, scusate, sono 1.200.000, se ci mettiamo anche tutta la popolazione non vaccinata, è un nucleo che comunque garantisce la circolazione del virus. È vero che si infettano anche i vaccinati, ma andate a vedere i dati, sono dati che sono incontrovertibili, cioè oggi l'infezione è un'infezione in percentuale che riguarda di più i non vaccinati. Quindi attendiamo di vedere quali saranno le decisioni, anche per un fatto di correttezza non starei qui. Ci andiamo cercando di tutelare gli interessi dei cittadini in un contesto sociale e storico non facile. E poi le volevo chiedere se può darci l'RT e l'incidenza di questa settimana. Dopo, da quello che abbiamo vi dà tutto la dottoressa Russo, che ha qui tutto sotto mano. Grazie. Da questo che ho capito, settimana prossima sicuramente bianca, poi vedremo. La domanda da $1 milione è: che Natale prevede, Presidente? Sì, non ho capito, parliamo della Pasqua ormai che siamo. Però Natale vicino. A Natale manca un mese, più di un mese, Pasqua mancano 3-4 mesi, quanto manca? Cioè, ragazzi, da qua a un mese può accadere di tutto, che andiamo tutti ai Caraibi a fare le vacanze, oppure che ci dobbiamo stare qui tutti i giorni, tornare a pensare al tema dei ricoveri. Fra l'altro noi con le terapie intensive siamo in fase 2, abbiamo superato i 50. La fase 2 va dai 50 ai 150, siamo entrati tutti in fase, tranne una che è la 1, dell'1 se non ricordo male. Di fatto le terapie intensive del Veneto nelle 5 fasi siamo alla fase 2, perché siamo a 62, anzi ve lo dico subito, siamo oggi a 60, porca miseria, 64 in terapia intensiva oggi. E quindi siamo in fase 2 diciamo in erba, nel senso che la 2 va da 50 a 150 e cercheremo di seguire. Ma sarà interessante lunedì perché vediamo il raffronto a parità di contagiati con l'ultima ondata, quella di dicembre dell'anno scorso. Quindi non ti so dire, io spero che a Natale sia Natale. E soprattutto siamo preoccupati per la montagna, perché la montagna non può. Sì, ma considerate che la montagna è stata massacrata l'anno scorso, cioè zero. Proporre uno zero anche quest'anno non mi pare proprio il caso. Loro si stanno organizzando con gli accessi al Green Pass e penso che debbano essere tutelati fino in fondo.
Marco Bonet. Sì, Presidente, buongiorno. 4 domande rapidissime. Abbiamo dati sui primi giorni di prenotazione degli over 40? Cioè quanta gente si è prenotata in queste poche ore? Gli over 40 no, Marco, perché di fatto iniziano dal lunedì, nel senso che, o meglio, qualcuno è riuscito a prenotarsi. Però adesso noi abbiamo caricato le agende perché anticipando tutto al 22 abbiamo dovuto rimaneggiare tutto. Questa è la decisione di ieri. Però si stanno prenotando. Se c'era un dato per avere un ordine di grandezza. Il dato che ti do, quello di prima, 29-30% degli aventi titolo che già si sono vaccinati o prenotati, aventi titolo al 31 dicembre. Adesso la preghiera che faccio io ai cittadini, l'appello che faccio qual è? Se vi siete fatti la seconda dose e volete fare la terza, anche se arriva fra 6 mesi, prenotatevi, perché poi finisce che ci troviamo col collo di bottiglia e dopo passeremo da 10.000 inoculazioni, anzi 15.000 di oggi, a 50-60.000, ma sarà difficile trovare posto poi. Poi sempre sulla dose booster c'è comunque un contingente di under 40 che è in scadenza di 6 mesi, perché appartiene alle categorie, no? Poi sono stati cambiati i criteri in corso. Ai guariti magari, no? Forze dell'ordine, alcuni giornalisti, in molti insegnanti adesso onestamente, anche tanti che sono spesso giovani, e per loro restano in un limbo, quindi, cioè nel senso che gli sono scaduti, se gli scadono i 6 loro dal lunedì si possono vaccinare. La determinazione di ieri nazionale è che dal lunedì 22 sono vaccinabili, quindi si prenotano e si vaccinano. Anche se sono under 40? No, i 40, no, gli altri devono deliberare. Cioè, esempio tipico, 39 gli anni. Insegnanti delle elementari, che spesso sono molto giovani, che hanno da 25 a 35 anni e hanno fatto la dose. Io immagino che si sbloccherà per tutti gli over 12. Ok. Da quello che si capisce, e anche velocemente. Va bene. Scusa, non avevo capito, capivo over 40. Poi, tema dei confini, cioè lei prima citava il caso nord-est, noi abbiamo anche questa specificità, cioè che siamo stretti tra Slovenia e Austria, cioè il Trentino Alto Adige ha i problemi con i tedeschi e gli austriaci, e il Friuli Venezia Giulia con la Slovenia, che è il più grande focolaio d'Europa. Si sta discutendo molto di un inasprimento dei controlli ai confini, noi non ne abbiamo di nazionali, però insomma dal Veneto ci sarebbe un appoggio in questo senso oppure no? Da parte nostra assolutamente sì. Attenzione, controllo vuol dire fase di testing, screening, ma questa è una decisione da essere presa a livello nazionale, come è sempre accaduto, cioè non è che noi facciamo i tamponi all'aeroporto per l'aereo che arriva dalla nazione X o Y e poi l'aeroporto a noi con Termine, ma fuori regione sbarca senza nessun problema. Poi diventa una ridicola sta roba, e direi anche persecutoria, se mi permettete. Quindi ormai non c'è più nulla di trascendentale, di scandaloso pensare di fare delle campagne di tamponi agli arrivi, però bisogna che si decida a livello nazionale e sia una norma uniforme per tutti, se no è inutile. Penso che gli aeroporti, cioè se uno arriva dall'Austria o dalla Slovenia non è che usa l'aeroporto, no? Vieni in macchina, ci sono tanti camionisti, non lo so se è ipotizzabile da un punto di vista di sanità pubblica. Tutto è ipotizzabile, fare degli hub di controllo. Ma deve essere una scelta nazionale, se no diventa inutile. Cioè il camionista che arriva qui noi lo controlliamo, quello che arriva qui si ferma all'autogrill e va in Lombardia non lo controlliamo perché in Lombardia non lo controlla, o in Emilia Romagna, capisci che è un controsenso. Serve una regia nazionale, quindi. Sì, beh, c'è sempre stata sui controlli stranieri. Poi un'ultima cosa che riguarda i bambini, volevo capire questo. Adesso c'è una fase di testing molto importante nelle scuole, perché sappiamo che lì purtroppo il virus sta circolando. Sono 64.000, se non ricordo in questo momento, oggetto di... Vedevo i dati Vedevo il dato stamattina di isolati. No, adesso ve lo dicono, i test delle scuole sentinelle, i test eseguiti sono stati 27.130. Microfono per favore, dottoressa. Questi sono tutte le persone che... Francesca, per favore, microfono. No, lo volevo dire dopo. Allora, attualmente in quarantena sono 8.754. Su 64.000 monitorati. Solo sentinella o tutte le scuole? No, tutte le scuole. Ok, volevo capire questo, perché per i bambini non vengono usati i test meno invasivi, cioè i salivari, i test piccoli, perché si continuano a utilizzare gli stecchi stralunghi, che è molto di disagio, perché non si usano quelli nuovi?
Ma i test che si usano sono quelli nasali? Cioè sì. quelli... Però voglio dire, abbiamo i test di ultima generazione meno invasivi, no? Lo stecco piccolo, il salivare, invece i bambini delle scuole continuano a essere sottoposti allo stecco, cioè c'è un motivo medico, no. Di costi, volevo capire questo. No, no, di costi no sicuramente. I test che si possono usare per quanto riguarda la scuola prevalentemente vengono utilizzati i test rapidi, perché il termine stesso ce lo consente, l'utilità ce lo consente, quello di avere subito una risposta e poi poter liberare, quindi i bambini che risultano negativi, l'abbiamo spiegato l'altra volta, a seguito di un caso positivo, per cui possono rientrare in classe. E abbiamo detto che con il nuovo protocollo rientrano in classe, si fa il test di nuovo al quinto giorno e rimangono in classe. Invece i salivari vengono utilizzati, sono dei test molecolari, e vengono utilizzati per le scuole sentinella. Perché utilizziamo i salivari nelle scuole sentinella? Perché intanto non c'è bisogno dell'operatore, il bambino insomma con i familiari viene richiesta di raccogliere la saliva, dopodiché va in laboratorio e questo ha un tempo di refertazione che è più lungo, perché la motivazione per cui viene utilizzato quel test non è quello, ha un valore di monitoraggio ed eventualmente di allerta rispetto alla circolazione del virus. Però i test rapidi che possono essere utilizzati sono quelli che hanno più del 90% di sensibilità e il 97% di specificità. Quindi se rispondono a questo, però adesso magari facciamo una verifica di quelli che utilizziamo specificatamente per le scuole. Noi abbiamo chiesto a tutte le aziende, ai SISP, di avere dei percorsi dedicati, perché questo per evitare che poi i bambini rimangano troppo tempo in attesa di fare il tampone prima di sapere se possono tornare a scuola o meno. Però su questo dopo vi do anche un aggiornamento, perché abbiamo fatto ieri un incontro con il Ministero sulla sostenibilità del protocollo che abbiamo spiegato la scorsa settimana, quindi poi magari dopo facciamo. Sì, vi do i numeri più precisi. Angela, prego. Grazie, buongiorno. Sono stata anticipata su quasi tutto, per cui mi restano il modello matematico. Le domande cattive te restano. Esatto. Modello matematico. Alcuni giorni fa si diceva una previsione nel giro di 10-15 giorni di 100 di persone in terapia intensiva. Lo confermiamo. Quindi malgrado siamo a 64 oggi? E con il trend che abbiamo avuto fino ad oggi nel giro di 15 giorni potremmo arrivare alle 100. Considerate che il bollettino di oggi ha un calo dei positivi. 1283 se non ricordo male. 1283. D'accordo. Quindi magari sta piegando, no? Non lo so. Prima citava la montagna, siamo esattamente a una settimana dall'avvio della stagione sciistica. I consorzi si sono attrezzati per quel meccanismo di controllo del Green Pass, anche autorizzato dal Garante. Mi è parso di capire che però ieri in conferenza delle regioni qualcuno abbia ventilato possibili modifiche agli ingressi. Lo può confermare o lo smentisce? No, ingresso Green Pass e via. Ma con ulteriori restrizioni, Prego. intendo? No, ieri in conferenza delle regioni sono passate le linee guida definitive dopo osservazioni del CTS, e per quanto riguarda gli impianti, allora controllo Green Pass alla vendita dei biglietti e poi verifica a campione. Questa è quella linea che è passata ieri, che adesso è effettiva. Esatto, perché lo ski pass è nominativo. D'accordo. L'ultima domanda, a proposito dei test citati prima, il nuovo piano di sanità pubblica recepito dalla Giunta con delibera indica per l'ottenimento del Green Pass per coloro che non sono vaccinati l'utilizzo dei test antigenici rapidi di prima generazione. Immagino che la ratio sia che queste persone sono sottoposte a controllo ogni 48 ore. Però chiedo lo stesso a questo punto, dottoressa Russo, non c'è comunque il rischio, trattandosi di persone non immunizzate, che possano, tra virgolette, scappare? Trattandosi dei sistemi non sofisticati? Grazie. No, diciamo che l'utilizzo di la possibilità di utilizzare questi test è prevista per il rilascio del Green Pass dalla norma, quindi non c'è una scelta specifica fatta dalla Regione. Il fatto che il Green Pass è un test appunto ripetuto molto spesso nell'ambito delle farmacie, che hanno i test prevalentemente di prima generazione, consente anche la sostenibilità e la fattibilità rispetto al numero di richieste.
e quindi questo naturalmente comporta l'utilizzo di questi test. E poi ricordiamo che chi va in farmacia comunque a farsi il test, che ha prenotato il test fino ogni 48 ore, deve essere un soggetto che non ha sintomi e nel caso in cui risulta positivo deve avere la possibilità, cioè deve confermare quella positività col test molecolare, quindi viene segnalata la positività. Posto? 7.370.840 molecolari. Questo è il bollettino di oggi. Mi scuso, ma è arrivato adesso. 10.268.916 tamponi rapidi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.283, quindi in calo rispetto a ieri. Totale di positivi dal 21 febbraio 497.612. Totale di positivi ad oggi 19.297, cioè persone che sono in isolamento perché positive e devono negativizzarsi. Ricoverati 421 più 8. I 421 sono così distribuiti: area non critica 3,57 più 6, terapia intensiva 64 più 2. Terapia intensiva non Covid 3,48, quindi restiamo sempre 3,48, 3,50. Totale dei decessi 11.892, 0, invariato. Dimessi, ovviamente adesso il numero comincia a crescere, questo sotto, 26 più 26 dei 23.971. Passerei la parola alla dottoressa Russo dopo che in chiusura sui medici. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie. C'è l'assemblea di Padova se venite. Siete all'assemblea? La Gazettina. Se vediamo, arrivederci, buongiorno. Grazie. Dottoressa Russo, a lei la parola. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, come diceva il Presidente, vi do un rapido aggiornamento sull'RConT e i tassi che insomma definiscono poi le fasce di appartenenza delle varie regioni. Abbiamo un RConT di 1,23 che è rimasto praticamente uguale alla settimana scorsa. Questo si spiega col fatto che l'RConT è in genere molto sensibile agli aumenti del numero di casi che avvengono insomma in un breve periodo di tempo. Quindi se ci sono molti scostamenti nella segnalazione che ogni giorno viene fatta dei positivi, questo porta all'aumento dell'RConT. Invece l'aumento si è mantenuto più o meno costante rispetto a quello che era la settimana scorsa, quindi l'RConT è rimasto uguale. Poi per quanto riguarda l'incidenza è un po' cresciuta, sono 166,1 su 100.000. Poi il tasso di occupazione della terapia intensiva è del 6% e quello dell'area medica del 5%. Quindi, poiché voi sapete che l'attribuzione delle fasce è legata principalmente al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, questi parametri naturalmente ci consentono di restare ancora in area bianca, in zona bianca, perché i limiti 166,1 sì. Allora, perché il valore insomma di tassi di occupazione dei posti letto che determinano il passaggio dalla zona bianca a quella gialla deve essere superiore al 10% per le terapie intensive e al 15% per l'area medica. Questo è insomma il quadro per quanto riguarda il passaggio delle zone.
Poi per quanto riguarda invece le scuole, dicevamo che era importante, è importante segnalare quello che è l'andamento rispetto alle fasce di età. Secondo gli ultimi dati che sono stati elaborati dal Servizio Epidemiologico Regionale, che ci sono arrivati ieri, c'è una tendenza all'aumento del numero dei casi un po' in tutte le età, tranne negli ultra 85enni. Abbiamo visto che negli ultra 85enni sembra che ci sia una sorta di plateau, mentre avevamo avuto la settimana scorsa un leggero aumento, adesso sembra assestarsi. Speriamo che sia un effetto delle terze dosi, ma ancora non lo possiamo dire perché naturalmente abbiamo bisogno un attimo di consolidare il dato. Per quanto riguarda invece le fasce d'età più giovani, c'è un netto aumento della fascia 0-14, proprio quella dei bambini, insomma dei soggetti in età scolare, mentre nelle altre fasce d'età un po' più contenuto, però magari, come diceva il Presidente, anche lunedì possiamo fare un approfondimento su questo. Per quanto riguarda le scuole, abbiamo visto che c'è appunto questo trend in aumento rispetto alla settimana scorsa. Abbiamo come studenti positivi al momento 1906 studenti positivi e per quanto riguarda i docenti 161 docenti positivi. Questo ha comportato che cosa? Per quanto riguarda la quarantena 8.754 studenti in quarantena, però poi possiamo anche dare questo bollettino, quindi ce l'avete tutti. E per quanto riguarda quelli in monitoraggio, perché voi sapete che ci sono quelli che stanno a casa perché sono in quarantena, abbiamo quelli che ancora sono in parte in monitoraggio, sono 11.503. Per quanto riguarda i docenti ne abbiamo in quarantena 650 e in positivi in monitoraggio 694. E la distribuzione per le ULSS è un po' quella legata alla dimensione delle ULSS, quindi il numero maggiore lo troviamo nelle aziende più grandi che sono quelle di Padova e Verona e poi Treviso. Però quello che abbiamo visto è che effettivamente quindi c'è questo aumento. Una cosa che era importante è che tutti gli eventi che si sono verificati praticamente hanno una distribuzione che è del 31,8% nelle scuole dell'infanzia, il 31,9% nella scuola primaria, il 28,3% nella secondaria di primo grado e il 21,3% nella secondaria di secondo grado. Quindi abbiamo quasi il 63% degli eventi di positività che praticamente sono concentrati nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Mentre dopo, quando cominciamo con la scuola primaria e andiamo verso, con la scuola secondaria di primo e di secondo grado, lì abbiamo quasi 10 punti percentuali in meno. Allora, questo lo spieghiamo soprattutto col fatto che queste sono le fasce d'età degli studenti per cui è possibile la vaccinazione. E quindi è vero che dobbiamo consolidare questi dati nell'arco delle prossime settimane, però questa potrebbe essere una prima risposta. Questa situazione, dicevo prima, si verifica un po' in tutte le regioni. Ieri c'è stato un incontro con il Ministero perché effettivamente il mantenimento del protocollo che abbiamo presentato nelle settimane scorse, cioè di mantenere tutti i soggetti per tutte le fasce di età, tranne che per quelle dell'infanzia, quindi fascia 0-6, a scuola anche quando si verificano 2 casi e comunque garantire il tempo zero è a 5 giorni, risulta poco sostenibile dalle regioni. Quindi il Ministero, a parte che nella nostra indicazione è sempre scritto che dipende dallo scenario epidemiologico, però si sta pensando di definire, e non l'abbiamo ancora fatto, è in discussione, un cut-off di positività proprio per garantire quella che è la sostenibilità. Perché lo stato attuale è che abbiamo moltissimi casi concentrati in queste fasce di età. Però per quanto riguarda le scuole dell'infanzia noi sappiamo che dopo il primo caso vanno tutti in quarantena, ok? Per quanto riguarda le scuole primarie invece
il nostro proposto dalle scuole primarie in poi è che se c'è un soggetto positivo rimangono tutti in classe e facciamo il tampone il prima possibile e poi un altro a 5 giorni rispetto alla segnalazione del caso, questo per mantenere tutti a scuola. È chiaro che questo deve essere supportato da percorsi dedicati e da personale che convoca tutti i bambini, cioè manda l'avviso, poi manda subito l'esito del tampone, questi dopo 5 giorni tornano a fare il tampone e quindi restano in classe. Questo è una cosa molto, come si può dire, ambiziosa, che noi siamo riusciti a garantire finora, ma cominciamo a entrare in sofferenza, non solo noi come Regione Veneto, ma tutte le regioni, tant'è che queste segnalazioni sono arrivate al Ministero della Salute e ieri è stato fatto un confronto per capire se in questo scenario, da ora alle prossime settimane, se continua a crescere in termini di incidenza e numero di casi nei bambini che sono a scuola, possiamo ancora mantenerlo o se dobbiamo limitarlo. Ecco, questa è la sintesi. Tornare alla quarantena adesso non so se per tutti, perché è chiaro che abbiamo detto che la maggior parte, il 32% dei casi sono nella primaria, consideriamo solo quelli che sono soggetti a quarantena, mentre meno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, quindi potrebbe esserci una valutazione differente a secondo dell'età del bambino o dello studente, oppure se invece l'andamento si stabilizza e non continua a crescere, se mantenere questo tipo di protocollo. Quindi volevo per trasparenza anche in quello che è l'attesa da parte dei genitori e dell'organizzazione delle famiglie, mettere in evidenza questo aspetto che al momento è in discussione anche a livello nazionale. Comunque l'ultima nota che noi abbiamo fatto partire pochi giorni fa, abbiamo chiesto a tutte le aziende, l'abbiamo chiesto anche negli incontri che si fanno periodicamente con i direttori generali, quello di garantire dei percorsi dedicati, perché finché ce la facciamo cerchiamo di mantenere questo tipo di andamento. Per quanto riguarda invece, può essere utile i casi secondari, perché sapete che è stato introdotto nel protocollo che anche 2 casi possono restare in classe. Di questi effettivamente, come era anche l'anno scorso, si conferma che i casi secondari che si vengono a verificare in classe sono veramente molto pochi, di tutti i casi il 7,9%. Quindi questo vuol dire che effettivamente le scuole, le classi riescono a mantenere quelle misure di distanziamento e di mascherina che poi impedisce il verificarsi a seguito di un caso primario e di un caso secondario. Ecco, questo mi sembrava importante. Non so. Sì, quello dei farmaci. Allora, quello dei farmaci, chiarisco subito. Allora, intanto forse mi scuso se mi sono espressa male quel giorno. Allora, non esiste una lista di farmaci che elenca con possibili controindicazioni all'utilizzo del vaccino. Io ho detto esattamente l'opposto, ma vi faccio avere la nota, cioè ripercorrendo la storia dell'offerta della terza dose. Si è partiti con la somministrazione o comunque l'offerta della vaccinazione in terza dose come dose addizionale per tutti coloro che avevano problemi di immunodepressione. Perché? Perché il soggetto che è immunodepresso per qualche patologia ha una minore capacità di risposta al vaccino e nel caso in cui risponde probabilmente quel tipo di immunità dura anche meno. Quindi questi sono i soggetti per cui il ciclo vaccinale si considera completo quando hanno fatto anche la terza dose sulla base delle conoscenze attuali. Allora, a quel punto il problema era identificare chi sono questi immunodepressi. Erano i trapiantati, erano coloro che utilizzavano dei farmaci che determinano immunodepressione. Quindi l'AIFA, per facilitare l'identificazione di questi soggetti, per cui era stato dato mandato anche ai centri ospedalieri che li curavano di chiamarli, ma anche ai medici di medicina generale di individuarli, era quello di elencare una serie di farmaci che potevano dare immunodepressione. Quindi l'elenco dei farmaci era ai fini dell'individuazione di soggetti che dovevano prioritariamente
fare la terza dose per avere la protezione nei confronti della malattia. Quindi l'elenco dei farmaci è l'elenco di coloro che sono quelli più a rischio perché probabilmente non hanno sviluppato una risposta immunogenica adeguata alle 2 dosi che avevano fatto. Ok? Quindi non è una controindicazione, semmai una individuazione di soggetti che prioritariamente devono fare il vaccino. Invece la seconda domanda, quando può essere controindicato? Mi perdoni, dottoressa, quindi è esattamente il contrario. È esattamente l'opposto. Però sta benedetta lista di farmaci esiste da qualche parte? Certo, c'è una lettera protocollata da parte di AIFA, la possiamo recuperare, ve la diamo? Sì, ecco, forse sarebbe utile. Certo, certamente. Grazie. Spieghiamo bene che è proprio l'opposto. Invece il fatto di utilizzare dei farmaci immunosoppressori che determinano immunodepressione per curare una determinata malattia, per questo vaccino come per altri, può nel momento in cui facciamo un vaccino avere, abbiamo detto, proprio per la condizione che si viene a determinare, una risposta che può essere più bassa. Quindi molto spesso i soggetti che sono in terapia con questi farmaci concordano col medico qual è il momento più opportuno rispetto alla loro capacità di risposta al vaccino, a questo come a tutti gli altri. Per cui a volte ci possono essere da parte del medico la richiesta di sospendere per qualche giorno il farmaco che si sta prendendo in modo tale da non avere quel momento di immunodepressione ma consentire che la risposta possa essere migliore. Però quello viene valutato generalmente proprio dal medico che sta seguendo il soggetto con quella terapia. Per quanto riguarda questo, quindi vale in generale per tutti i vaccini, non solo per il Covid, anche per l'antinfluenzale ma come anche per altri vaccini. Per quanto riguarda l'antinfluenzale c'è un'indicazione nella circolare che come per tutti i vaccini dice che le controindicazioni principali, questo vale per tutti i vaccini, sono o reazioni allergiche a vaccinazioni precedenti con quel vaccino, e questo rientra nell'anamnesi base di tutti i vaccini. Nel caso dell'antinfluenzale c'è una precauzione nei casi di allergia all'uovo, quindi poiché la maggior parte dei vaccini sono prodotti con l'utilizzo di proteine dell'uovo, se uno ha nell'embrione di pollo, se uno ha praticamente allergie specifiche, abbiamo un vaccino che è proprio specifico per coloro che presentano questi problemi antinfluenzali. Invece per quanto riguarda se i farmaci che vengono assunti, se ci sono soggetti che fanno terapie cortisoniche per lungo tempo con un dosaggio alto di almeno 20 mg al giorno, in quel caso si valuta col proprio medico se e in quale momento fare il vaccino. Esattamente quello che abbiamo detto prima, cioè nel caso in cui si assumono farmaci immunosoppressori, in quel caso si valuta ma questo non esclude che queste persone possano fare il vaccino. Queste persone devono fare il vaccino perché sono le persone che hanno maggior rischio, però la tempistica va valutata col medico che segue il soggetto. Ecco, non so se è chiaro. No, è chiarissima. Io aggiungerei: evitiamo di farci autodiagnosi e andiamo dal proprio medico che saprà dare tutte le indicazioni possibili, più corrette, più puntuali, con la tempistica giusta e tutto il resto. Poi aggiungo solo una cosa, anche abbastanza veloce, per quanto riguarda la terza dose a cui si riferiva il Presidente. Allora, nella valutazione di tutti i vaccini, nel momento in cui entrano in commercio e vengono proposti alla popolazione target di riferimento, comincia quella che viene chiamata anche valutazione post-marketing, per cui gli studi per i vaccini nuovi, tutti i vaccini nuovi che vengono prodotti e poi inseriti nei calendari vaccinali, in contemporanea seguono gli studi su quella che è la durata dell'immunità. Quindi ci sono dei vaccini per cui basta farle una volta nella vita, ci sono vaccini per cui basta completare con 2 dosi o 3 dosi e poi non è necessario fare altri richiami, ci sono dei vaccini che hanno bisogno di richiami
Nel tempo l'antitetanica è un classico a seguito di esposizione, per cui generalmente ogni 10 anni, ma da valutare se passati più di 5 anni, a seconda del tipo di lesione, del tipo di ferita, se fare un richiamo. E ci sono vaccini che devono essere fatti ogni anno, come quello antinfluenzale. Quindi per ogni vaccino non c'è una regola, cioè per tutti i vaccini non c'è una regola fissa. Il Covid non fa eccezione in questo caso. Perché? Perché ci troviamo di fronte a un virus che stiamo conoscendo nel tempo, nel senso che abbiamo visto che può produrre delle varianti. Quindi quando è comparsa la variante inglese avete visto che sono state fatte da parte delle aziende farmaceutiche vari test per capire se quel vaccino era ancora efficace per contrastare il virus o meno, perché il vaccino era stato prodotto prevalentemente per il virus che c'era in precedenza. Allora l'ECDC ha fatto dei report su questo e ha detto che tutti i vaccini che stiamo utilizzando, che sono stati approvati, sono finora efficaci per i virus Covid circolanti, cioè per i vari sierotipi che si sono alternati. Si è visto però che per quanto riguarda la variante inglese, la risposta immunitaria è stata leggermente inferiore rispetto a quella che si è prodotta nei confronti del virus che circolava prima di quello inglese che abbiamo avuto nell'arco di questi ultimi mesi. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che potrebbe essere che i soggetti che si sono vaccinati nel periodo in cui circolava la variante inglese hanno sviluppato un'immunità più bassa rispetto a quelli che si sono vaccinati quando questa variante non circolava. Questo non sminuendo quella che è la efficacia e la copertura del vaccino, ma bisogna che gli studi sui sierotipi circolanti e sul vaccino che viene utilizzato vengano fatti continuamente, soprattutto su questi virus che possono cambiare. Si è visto anche che, dico l'ultima cosa, che praticamente l'immunità non dura esattamente a lungo come si pensava all'inizio, come si sperava all'inizio, ma dopo aver fatto la seconda dose, soprattutto nei soggetti che hanno un'età avanzata e quindi sono meno immunocompetenti, nei soggetti che hanno altre patologie, può decadere più velocemente. Per cui è stato richiesto che per avere una risposta adeguata al contatto con il virus è necessario fare una terza dose che fa da booster, ok? Allora la dose booster rafforza l'immunità del soggetto che ha un'immunità che è decaduta e ne determina subito di nuovo l'aumento e quindi l'efficacia che ha nel caso in cui dovesse venire a contatto con il virus. E poi dobbiamo dire che comunque anche la risposta immunitaria per tutti i vaccini non è per tutti uguale, ma a volte è proprio personale del singolo soggetto, anche se in media è praticamente sempre la stessa. Quindi questo spiega anche perché alcuni soggetti non sviluppano, anche a contatto con il virus, non sviluppano la positività, mentre altri la sviluppano. Ma abbiamo anche visto, ed è accertato, è riportato da tutte le evidenze, che quei soggetti vaccinati che vanno incontro alla malattia hanno un grado di severità della malattia che è molto molto più basso rispetto al soggetto che non ha mai avuto nessuna protezione indotta dalla vaccinazione. Quindi questo è un altro elemento importante. Non so. Ci sono domande per la dottoressa Russo? No, grazie. Allora parola all'assessore Lanzarin, grazie. Faccio velocissimo. Allora, la questione della medicina territoriale, della mancanza di medici è una questione risaputa, una questione oggi molto molto sentita. Allora, noi oggi in Veneto ci sono 2.884 medici di base, di famiglia, ne avevamo 3.100 5 anni fa, quindi ne stiamo perdendo per pensionamento chiaramente circa 50 all'anno più o meno, quindi negli ultimi 5 anni ne abbiamo persi
un po', e ne perderemo, cioè hanno fatto anche una proporzione che da qui al 2026 ne escono circa 800, sempre per pensione, medici di famiglia. A fronte di questo cosa abbiamo allora? Che il medico va in pensione, quella zona in cui c'era quel medico con il massimale dei 1500 assistiti, che oggi è il nostro massimale, diventa una zona carente, così definita. Applichiamo le procedure previste, quindi mettiamo le zone carenti prima con la procedura interna, poi con la procedura SISAC, in modo che ci sia qualcuno che partecipa in base alla nostra graduatoria di medici, che sono i medici che escono dal corso di formazione fatto dalla scuola, dalla Fondazione Sanità Pubblica, partecipano quindi per l'assegnazione delle varie zone carenti. Allora tenete conto che noi oggi avevamo al fine ottobre, quindi insomma fine ottobre inizio novembre, 561 zone carenti in tutto il Veneto, quindi vuol dire che mancano 561 medici. Abbiamo fatto le varie procedure, siamo riusciti ad assegnare 116 zone carenti, quindi ne rimangono 445 zone carenti attuali in cui non c'è un medico di base. Abbiamo dei vincoli molto forti che voi sapete che sono legati all'ACN nazionale, quindi alle graduatorie che noi abbiamo, per cui se uno è in graduatoria si apre quella zona carente, quella persona per 1000 motivi non partecipa a quella zona carente, rimane in quella posizione in graduatoria, non è che va all'ultimo posto, quindi non abbiamo nessun modo per, tra virgolette, obbligare i medici che oggi ci sono in graduatoria. Abbiamo una graduatoria oggi di circa 600 medici in Veneto, quindi che hanno finito il corso di 3 anni della specializzazione, quindi non abbiamo nessuna modalità per dire abbiamo bisogno che il medico vada in quella zona, prenda quel gruppo di assistiti, non abbiamo nessuna, cioè è libertà di scelta, perché alla fine sono liberi professionisti convenzionati con il sistema sanitario. Quindi oggi c'è questa situazione, non è una situazione solo veneta, c'è un'interlocuzione a livello nazionale rispetto PNNR, potenziamento, casa della comunità, DM71, quindi cambio ACN nazionale. Noi abbiamo aperto con i medici, qui Regione Veneto, ho fatto un incontro martedì, un'interlocuzione anche per cercare di trovare dei meccanismi di urgenza oggi, finché non ci sarà una proiezione, un'organizzazione complessiva anche legata al DM71, al PNNR, alle case della comunità e quant'altro. Quindi abbiamo aperto una discussione con loro, già alcune USL hanno aumentato i massimali fino a 1800 su base facoltativa, vuol dire che un medico dice ok, io mi accollo altri 200-300 assistiti. Quindi è in corso insomma questa discussione con loro, molto complessa, molto difficile, perché è una situazione obiettivamente oggi di vera emergenza rispetto al territorio. Quindi se capisco bene non è vero, non è corretto meglio dire che non ci sono i medici, no. I medici ci sono ma non vogliono andare nelle zone carenti. Sì. Allora i medici ci sono, non accettano quella zona carente, oppure perché oggi cosa succede? Che c'è anche un meccanismo per cui molti preferiscono, non so, avere l'incarico all'interno delle USCA, fare i gettonisti e quindi aspettare una zona che sia più consona, che sia, non lo so, quindi oggi c'è anche questa distorsione insomma. Chiedo scusi perché non me ne intendo, cioè loro sono pagati in base al numero di assistiti? Loro sono pagati in base al numero di assistiti e poi in base anche delle altre insomma diciamo così compensi che ricevono in base a degli obiettivi che devono raggiungere, però partono con intanto se una zona non ha assistiti non è conveniente andarci, quindi forse bisogna intervenire su quel meccanismo lì. Però oggi per assurdo noi abbiamo pacchetti con zone di 1500 assistiti, quindi con il massimo che si potrebbe, in cui non troviamo nessuno che accetta, e oggi abbiamo anche situazioni dentro medicina di gruppo, quindi anche un contesto organizzato diverso rispetto all'ambulatorio singolo, come insomma era un tempo, in cui lo stesso non troviamo. Oggi c'è una questione molto più articolata che va anche nel fatto che a loro possono scegliere più incarichi, quindi non so, essere medico USCA
fare un incarico dentro una casa di riposo, fare qualcos'altro e aspettare che si liberi, non lo so, la posizione o la zona. Quindi è molto complicata e articolata. Dica bene, sono rettigliare su questo argomento, solo questo, che ci sono delle distorsioni proprio di stipendio, perché a me risulta che per esempio chi lavora nelle USCA, cioè, abbia degli stipendi totalmente fuori scala rispetto ai colleghi. Oggi c'è anche questa distorsione, verissima, lavorando molto meno, verissima, nel senso che è legata al fatto che il medico USCA prende di più rispetto al medico di continuità assistenziale, cose che abbiamo evidenziato a livello nazionale, che ci auguriamo insomma vengano recepite e trovino nella nuova riorganizzazione della medicina territoriale, quindi case della comunità, DM71, insomma tutto quello che abbiamo già sentito, abbiamo parlato, anche modifica CN, anche insomma qualcosa insomma che vada incontro a queste esigenze. Okay, grazie. Se non ci sono altri interventi abbiamo finito, grazie e buona giornata.